Lunedì scorso eravamo a Cavarzere al teatro Tullio Serafin e abbiamo seguito, abbiamo fatto le riprese, trovate anche nel link in descrizione l'intera serata che abbiamo appunto caricato sul canale YouTube di Cavarzere, e un convegno, un incontro, una spiegazione dello studio di fattibilità che sarebbe il primo passo per arrivare, che è previsto da tutta una serie di una legge appunto che prevede la fusione dei comuni, in questo caso tra i comuni di Cavarzere e il comune di Cona. Oltre diciamo all'intervento, alla presentazione del sindaco Pierfrancesco Munari, c'era anche l'ex sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che era stato appunto, aveva fatto una fusione ancora 10 anni fa, entrava nel 10° anno della fusione, e il tecnico Alberto Cestari, che ha spiegato le varie fasi diciamo, di questo eventuale passaggio, che comunque deve essere suffragato da un referendum popolare sia del comune di Cavarzere che del comune di Cona. Ecco, vi inviterei a seguire, siccome vorrei fare questo video un po' sintetico, vi inviterei a seguire quello che ha detto in particolar modo l'ex sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che ha spiegato tutta una serie di vantaggi che ci sono stati nella fusione, in particolare quella che lo Stato, cerco di sintetizzare ma sono tante le cose, praticamente lo Stato e diciamo la Regione Veneto favorisce l'aggregazione di comuni, la fusione di comuni, quindi praticamente decadono i 2 consigli comunali e viene fatto poi un consiglio comunale nuovo con un nuovo sindaco. Ve la sto estremamente sintetizzando, la cosa è un po' più complessa. In questo caso diciamo i vantaggi sono assolutamente economici e ci sono delle economie di scale. In estrema sintesi, oltre ad avere il comune di Cavarzere Cona con questa fusione circa 2 milioni. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il Perottolo sarebbe il canale che divideva il centro storico di Chioggia e i Giardini Vescovili, praticamente, che era il centro della città storica, praticamente, con gli orti, quindi Perottolo per orti sarebbe, che appunto delimitavano poi il centro storico della città. Quando sono stati fatti i lavori del Baby Mose, che è stata riqualificata tutto il centro storico di Chioggia, apro e chiudo una parentesi, ricordiamoci che se non arrivavano i soldi della legge speciale di Venezia non si sarebbe stato fatto. Questo per qualcuno che dice che la politica si è dimenticato di Chioggia, non so come si fa a dire una cosa del genere, arrivavano 200 milioni di euro all'anno. Chiusa parentesi. Quando allora stavano finendo i lavori e c'era circa una decina di anni fa, o più di 10 anni fa credo, c'è anche il video, c'era l'amministrazione Giuseppe Casson che ha appunto fatto l'inaugurazione, si pensava prima di continuare, cioè praticamente che il Perottolo dal Rivavena continuasse e poi sfociasse nel canale Lombardo, che era la sua diciamo iniziale, diciamo era come all'inizio praticamente, no? Invece per tutta una serie di motivi tecnici, perché quell'area ci sono passaggi di macchine, c'è tutta una serie di cose, praticamente bisognava fare più ponti, si è pensato di tombinarlo in pratica e quindi diciamo si interrompe lì in piazzale Polito Penso e va diciamo a collegarsi con il canale Lombardo interno tramite diciamo un tombinamento. Con le secche della Berola, con le secche che ci sono anche questa mattina, potete vedere che le gratte, quelle che chiudono da una parte all'altra del condotto, sono praticamente totalmente ostruite. Sarebbe da fare una bella manutenzione perché ovviamente soprattutto d'estate con il caldo la laguna ne risente, aumentano le alghe e con questo problema muoiono anche i pesci, quindi sarebbe opportuno, ci permettiamo di indicarlo, la gestione del canale Perottolo è di SST e quindi invitiamo l'amico Aldino Padoan, che è il presidente SST, di interessarsi e ne faremo presente anche di persona, perché sarebbe opportuno fare una bella pulizia di quelle paratoie. Allora siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni
la CAM ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Il Movimento 5 Stelle non sembra soddisfatto dalle indiscrezioni della stampa che darebbero riusciti al vertice dell'IPAB di Sottomarina. Anche l'attuale presidente del CDA, Andrea Giovanni Zennaro, pur riconoscendo la figura del probabile successore, teme che la sua nomina sia finalizzata a far uscire l'IPAB di Chioggia dal consorzio Geras, appena costituito con le IPAB di Mirano e di Dolo. Ci sarebbero le premesse, secondo l'attuale presidente Zennaro, che Chioggia possa diventare una succursale di Venezia e questa potrebbe non essere la scelta migliore per l'IPAB, che potrebbe perdere autonomia e che dovrebbe affrontare spese superiori che non restando all'interno del neonato consorzio Geras. Gli stessi lavoratori potrebbero perdere la certezza di continuare a lavorare presso questa struttura, nel caso in cui il complesso sia gestito dalla stessa fondazione. A riguardo erano intervenuti nei giorni scorsi i sindacati CGL, SPCGL, FPCGL. Secondo questi l'IPAB sta già vivendo un momento di difficoltà a causa di un bilancio che attualmente non permette che ai lavoratori siano riconosciuti gli arretrati contrattuali e che si sentono presi in una situazione di precarietà. Sono intervenuti a migliaia a Chioggia per gli eventi di San Valentino che si sono tenuti gli scorsi 11, 12 e 14 febbraio. Un'onda festosa che ha approfittato del ben tempo per godersi la città passeggiando tra rive, ponti e il corso del popolo preparato a festa. È stata la prima festa di San Valentino e il sindaco Armelao è entusiasta del successo riscontrato. È infatti sua precisa volontà creare nuovi eventi spalmati tutto l'anno così da far diventare Chioggia attraente in tutte le stagioni, non solo durante l'estate. Tutti gli spettacoli hanno avuto un seguito importante, a partire dalle fontane in concerto, che ha visto riempirsi all'inverosimile il ponte, la piazza, il corso, fino al Palazzo delle Figure. Folto pubblico anche per Grise, svoltosi sul lato nascosto del municipio, che ha riempito i ponti prospicenti e la Riva Vena. Solo per citare i più eclatanti, ma un grosso e importante successo hanno avuto tutte le iniziative. Un fine settimana in cui Chioggia ha mostrato il suo volto migliore, ha affermato Gianni Nardo, tra gli organizzatori degli eventi. Anche per Marco Donadi della Proloco Chioggia è stata un'occasione per mettere in evidenza ogni angolo della città, dando modo di pensare che ci siano tutte le premesse per una stagione estiva ricca di divertimento e di iniziative. Un avviso pubblico aperto alle realtà associative e agli operatori economici che abbiano esperienza nel settore è stato pubblicato sul sito del Comune di Chioggia per valorizzare la città e creare occasioni in cui darle maggior visibilità in ambito naturalistico, culturale e artistico. A loro l'amministrazione comunale propone di organizzare o sostenere iniziative rivolgendole ai cittadini, ai turisti e a chi decida di venire a visitare la nostra città. Coloro che proporranno gli eventi rimarranno gli unici responsabili sia nell'organizzazione che nella gestione. Con questo atto si intende definire un calendario che vada a coprire tutto l'anno in corso, ha affermato il sindaco Armelao, ricorrendo agli operatori del settore in grado di mettere in atto iniziative a sostegno della cultura, dello sport, della promozione turistica e anche dei più fragili.
Chi ha i requisiti può proporre le sue idee e iniziative inviandole al Comune di Chioggia, settore servizi alla persona, entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 10 marzo 2023, presso l'ufficio protocollo con consegna a mano per posta o via PEC. Potranno essere presentati progetti per concerti, spettacoli folcloristici e tradizionali, proiezioni di film, percorsi culturali per la valorizzazione dei beni archeologici e architettonici, reading letterari e attività di promozione della lettura, seminari e convegni, attività ludiche e di animazione rivolte ai bambini, famiglie, ragazzi di valenza socioculturale e agli anziani, attività di carattere sociale per la collettività. L'amministrazione potrà decidere se sostenere le attività proposte con la concessione del patrocinio, offrendo una collaborazione o un contributo. Tanti saranno gli eventi carnevaleschi del Comune di Chioggia, organizzati dall'amministrazione, che vedranno numerose attrazioni e artisti da strada in giro per il corso per intrattenere grandi e bambini. Ma la festa non sarà solo in piazza. A Cabianca è stato organizzato dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario e dall'Associazione Noi una festa di carnevale per far divertire i grandi e i bambini. Comincerà alle 15 di domenica 19 e chi parteciperà dovrà correre in maschera. Ci saranno giochi e premi per tutti, panini caldi, patatine fritte, cioccolata calda e vin brûlé. Come in cartellone, la festa è dedicata a tutti, soprattutto alle famiglie, per un sano divertimento e un bel stare insieme a festeggiare, giocare e stare in allegria. Una festa che probabilmente ricalcherà quella della Befana, un successo strepitoso che ha visto i bambini divertirsi come un tempo. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Durante la BIT 2023, Borsa Internazionale del Turismo, è intervenuto l'assessore veneto Caner. Nello stand del Veneto sono stati presenti oltre 40 operatori della filiera turistica, impegnati in 1500 appuntamenti business to business nelle 3 giornate dell'esposizione. Ora il turismo è legato alla sostenibilità e alla transizione ecologica e digitale, e anche su questo bisogna puntare per garantire lo sviluppo delle destinazioni venete ed una migliore ridistribuzione dei flussi turistici. Puntiamo su un modo di viaggiare sempre più diffuso, ha affermato, che accompagni il turista alla scoperta di luoghi nascosti, culture diverse e produzioni locali, grazie a prodotti slow. Il turismo fluviale piuttosto che i cammini veneti e il consolidamento del prodotto cicloturismo, puntando su itinerari e progetti ad hoc condivisi da tutte le destinazioni venete aderenti al tavolo di lavoro regionale Cycling in the Land of Venice. Con i siti UNESCO, le ciclovie, il turismo fluviale ed equestre e i grandi eventi sportivi ampliamo l'offerta turistica per rendere il Veneto ancora più attrattivo e pronto all'accoglienza, ha concluso l'assessore. Sull'accoglienza, la Regione del Veneto ha avviato un importante lavoro attraverso l'adozione della Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità del turismo veneto, uno strumento che riassume in un vero e proprio decalogo i valori fondanti per un turismo di qualità, da applicare e declinare nelle diverse destinazioni, coinvolgendo tutti gli operatori della filiera.